www.radioprog.net. Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. Non vedo in giro né pazzi né Hitler, ogni voto ha la sua dignità. Io non sono tra quelli che dicono che chi vota Grillo è un cretino. Lo ha sottolineato il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini a margine oggi di un'iniziativa elettorale a San Carlo Canavese nel Torinese. Rispetto a ogni voto, ha aggiunto Salvini, è quello che non mi piace di Renzi, Berlusconi e Grillo è che passano i giorni ad insultarsi invece di fare proposte, quando insultarsi non serve a nulla. La Lega invece ha le sue proposte e le porta avanti, ha detto Salvini. Chi vota Lega il 25 maggio fa scelta precisa, fuori dalla gabbia euro subito, fuori da una moneta sbagliata che ha massacrato l'economia italiana, per tornare ad essere competitivi con una moneta più italiana e meno tedesca, che permetta di tornare a vendere, a produrre, a creare posti di lavoro. Su questo, per esempio, Grillo ha fatto retromarcia, ha concluso il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini. Il caos e Tasi dà forza alla nostra proposta, rinviare la scadenza della prima rata. Tra le esigenze dei cittadini e quelle dei comuni scegliamo di dare la priorità ai primi. È quanto ha sottolineato in una nota oggi il deputato leghista Filippo Busin. La Tasi, ha osservato Busin, ha un impatto notevole sulle tasche dei cittadini. Per questo non è giusto che le 4.000 amministrazioni in scadenza si assumano le responsabilità di una simile scelta. La proroga, come da noi suggerito, è doverosa. Le indecisioni e le incertezze opposte fino ad oggi dal governo creano solo danni, ha assicurato il deputato leghista Filippo Busin. Le probabilità che la Banca Centrale Europea intraprenda nuove azioni di politica monetaria a giugno per contrastare l'inflazione bassa nella zona euro sono notevolmente aumentate. Lo ha detto oggi il consigliere della BCE Marsh al termine del meeting dell'Istituto Centrale di maggio. Il presidente Mario Draghi ha detto che il Consiglio era disponibile ad un intervento alla prossima occasione, ovvero nel vertice del 5 giugno, ma che vuole prima prendere visione delle stime sull'economia. I dati di aprile hanno confermato un lieve incremento dell'inflazione della zona euro allo 0,7% dallo 0,5% del mese precedente, ma hanno anche messo in evidenza che l'economia è cresciuta molto meno del previsto all'inizio dell'anno. Marsh ha aggiunto che il Consiglio è stato unanime nel voler impiegare misure sia convenzionali che non per contrastare efficacemente i rischi di un'inflazione molto bassa sul lungo periodo. A fronte di un'assenza di segnali di deflazione nella zona euro, Marsh ha detto che dovremmo almeno essere preparati per i restanti rischi di un tale scenario. La scorsa settimana la Reuters ha scritto che la BCE sta preparando un pacchetto di opzioni per il meeting di giugno, tra cui il taglio di tutti i tassi di interesse e misure mirate a favorire i crediti alle piccole e medie imprese. Passiamo alla cronaca italiana, tranquillizziamo l'opinione pubblica, non c'è un serial killer che gira per tempio, ma si tratta di un fatto di criminalità che si inquadra in vicende di usura che avevano riguardato il capofamiglia e si è sviluppato fino a queste fasi. È il procuratore di Tempio Pausania Fiordalisi ad assicurarlo. Friggeri accusato di triplice omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà, ha aggiunto Fiordalisi, che ha così concluso. Dall'autopsia ancora in corso si attendono ulteriori dati che completano gli aspetti oggettivi per ricostruire la dinamica dei fatti. Omicidio Gucci. Patrizia Reggiani, vedova dell'imprenditore di moda Maurizio Gucci, ha ottenuto dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano l'affidamento in prova ai servizi sociali. La donna, condannata a 26 anni di pena per l'omicidio del marito, ha già scontato in carcere 16 anni ed ora sconterà il residuo di pena lavorando in uno showroom di moda e facendo volontariato alla Caritas. Patrizia Reggiani ha già ottenuto da 6 mesi la sospensione della pena e vive con la madre anziana. Dall'estero, una base aerea di Tobruk nell'est della Libia annuncia di sostenere le forze dell'ex generale Haftar, che venerdì ha sferrato un'offensiva contro gruppi islamisti a Bengasi. È quanto scritto in un comunicato della base apparso in rete. Gli scontri di Bengasi esplosi dopo l'operazione militare battezzata ad Haftar Dignità per ripulire la seconda città libica dai terroristi hanno causato almeno 79 morti e 140 feriti. Nonostante il governo abbia bollato l'operazione come colpo di Stato, Haftar sembra determinato a proseguire. Intanto l'Unione Europea è molto preoccupata per il significativo deterioramento della situazione politica e della sicurezza in Libia. Lo ha dichiarato questa sera il portavoce dell'alto rappresentante europeo agli affari esteri Ashton, riferendosi alla situazione in Libia. Deploriamo la perdita di vite umane a Bengasi e Tripoli e chiediamo a tutte le parti di evitare ulteriori spargimenti di sangue e di astenersi dalle violenze, ha detto. Ribadiamo
il nostro sostegno agli sforzi del popolo libico nella transizione democratica del paese, ha concluso il portavoce del commissario europeo Catherine Ashton. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, risentirci.